ci siamo! Oggi Harley e Joker vi portano per il Comic Con di Napoli. E siamo al Comic Con Napoli 2024 con il vostro Michele nostro fighetto. Oggi in versione Suicide Squad Joker. Andiamo un po' a fare delle interviste. Allora, siamo qui con Pennywise. Allora, da quanto tempo fai cosplay? Dal 2016. Qui con Ismaela. E Gioia. ragazzi, da quanto tempo fate cosplay? Da 5 anni più o meno. Precisamente dal 2021. Oggi sei da? Lloyd di Spy Family. E io Yor di Spy per Family. Panzator. Catwoman. Ragazzi, da quanto tempo fate cosplay? Beh, io mi sono trasferito da Asgard a Napoli, ormai sono già diversi anni. L'ambiente non era abbastanza caloroso là al nord. 10 anni. Batman. Da quanto tempo fai cosplay, Batman? Un anno. Un anno? Ah, che bello. Fresco. Quindi è molto fresco, esatto. Senti, perché hai deciso di fare cosplay? Per divertirci, per divertirmi insieme ai miei amici e per stare al momento di una giornata di aggregazione tutti insieme. Allora, siamo qui con... Pyramid. Da quanto tempo fai cosplay? Da 3 anni. E oggi siamo qui con il nostro Gesù storico del nostro Comic Con. Allora, Gesù, innanzitutto, da quanto tempo vieni al Comic Con? 2015. 2015, dici un po' da quanto tempo invece fai cosplay? 2017. Nancy. Alberto. Ragazzi, da cosa siete vestiti oggi? Gojo versione femminile di Jujutsu Kaisen. Grindelwald versione fuggitiva dal carcere. Da quanto tempo fate cosplay? Da parecchi anni, da parecchio tempo e ci piace un sacco. 2019. Allora, siamo qui con... Alessandro, Anita. Da cosa sei vestito oggi? da bestia. Bella. Da quanto tempo fai cosplay? Lo facevo quando ero piccolo, poi ho smesso, poi ci siamo messi insieme e mi è ritornata di nuovo voglia di fare cosplay, cioè da 3 anni, dai. 8 anni credo. 8 anni che faccio cosplay. Siamo qui con... Great Saiyaman, alias Davide. Da quanto tempo fai cosplay? 2019 questo è quel cosplay. Da questo cosplay proprio sei partito? Sì, sì. Quanti cosplay fai? Solo questo o anche altri? Ho fatto anche sempre Gohan, la versione Kaioshin, non so se l'avete presente. L'ho portata l'anno scorso, quest'anno il sole era troppo, ho deciso che era meglio. Dai più professionali a quelli che lo fanno per la prima volta. Scopriamo cosa c'è dietro il loro lavoro e le loro idee su questo mondo fantastico. Siamo qui con... Vincenzo. Anna. Ragazzi, che cosplay portate oggi? Yoshi. Boetta. In media quanto avete speso per il vostro cosplay? È in prestito. È in prestito, ok. Già abbiamo capito tutto qua, eh? In realtà non ti saprei dire perché è tutto materiale di scarto, quindi quello che trovavo a casa. Quello che trovo a casa. Bene, mi piace questa cosa. Già partiamo molto bene, devo dire. Quanto hai speso in media per il tuo cosplay? Tra i 60 e i 70 euro. Bene. In media quanto hai speso per il tuo cosplay? Allora, questo 300-400 euro. Una bella sommetta, diciamo. Sì, assolutamente. Tra materiali vari e anche tempo. Tanto tempo. Quindi hai realizzato anche molte cose tu da sola? Sì, tutto da sola. Ah, tutto da sola? Tutto. Una cinquantina d'euro, ma perché so io che voglio risparmiare. Gesù è un po' tirchio. In realtà quest'anno lo sai che volevo fare? No, tirchio no, perché in quest'anno volevo fare Gesù con la croce che camminava a terra, tipo skateboard portatile, però mi veniva a fare sopra i 500 euro e sinceramente ho capito che sto Gesù, però I miracoli non ne facciamo i ancora. miracoli non ne facciamo ancora. Ho speso 150 euro. E l'ho comprato su Doki Doki 140 euro. Io invece sono stata più fortunata perché l'ho preso usato su Vinted a 45 euro, compresa la parrucca. Non lo so perché è di mia figlia, quindi l'ho rubato? rubata a lei, sì, l'ho rubata a lei.
Guarda, è stato fatto tutto a mano, nel senso che sono tutti pezzi e pezzettini, quindi l'ho comprato i 2 euro di qua, 5 euro dall'altra parte, quindi non ti saprei dire il totale, solo la parrucca che è costata un po' di più, sulle 50 euro, quindi poi per il resto è tutto nature. Io non pago niente, mi pagano tutti gli sponsor perché io sono poi di famiglia nobiliare, sono il figlio di Odino e quindi non pago niente. Senti, purtroppo ti sei girato di spalla e io non sono riuscita a sentire. Quanto costa il tuo cosplay in media? Vabbè, io non riesco a calcolare più che altro perché facendolo da sola compro sempre un pezzettino alla volta nel corso dell'anno, quindi non lo so, credo che... non ho idea. Non ho idea, non abbiamo. Ok. Questo qui 170. Lui 170. Tu? 350. Faccio. Allora, questo qui in realtà non è stato troppo caro, nel senso l'ho rifatto, però senza contare il rifacimento, diciamo sulle 80 d'euro, quindi niente di che. Mentre quello di Kaioshin, per esempio, già è costato sulle 100 e qualcosa. Venire al Comic Con per tante persone non significa solo venire a una fiera del fumetto, ma davvero una vera e propria arte. Allora, siamo qui con Luigi, Alessandro, Sebi Stark, Dario, cosa interpreti oggi? Doctor Strange, Spider-Man, Sebi Stark. Captain America. Da quanto tempo fai cosplay? 2 anni. 1 anno. 2 anni e mezzo. Sebi Stark. 2 anni. In media quanto hai speso per il tuo cosplay? 1.000 euro. 800. Ho venduto rene. Ma tra i 4 e i 500. Beh, te lo puoi permettere tu? Sì. Sei Stark, voglio dire. Certo. Allora, cosa consigli a chi non è mai stato al Comic Con e a chi non ha mai fatto cosplay? Di vivere questa esperienza con un gruppo di amici, perché è la cosa più bella del Comic Con. Sì. Cosa consigli Cosa consigli a chi non ha mai fatto cosplay e a chi non è mai stato al Comic Con? Consiglio prima di divertirsi e integrarsi, poi se se la sento di fare qualcosa di grosso, che la facciano. Dovete venire assolutamente, anche perché c'è Sebi Stark. E chi non ha mai fatto cosplay? Come? Chi non ha mai fatto cosplay? Chi non ha mai fatto cosplay vi consiglio di venire veramente, perché è come se fosse qua dentro una festa. Ma cosplay o non cosplay è il luogo dove poter liberare le proprie passioni. Vi sentirete sempre nello stacco più totale dalla monotonia. È bellissimo qui. Senti, perché fai cosplay? Perché mi diverte interpretare un altro personaggio al di fuori della vita reale e studio costume. È il mio percorso di studi, quindi è nel mio campo. Appunto hai detto tu hai fatto tutto da sola. Sì. Cosa vuoi consigliare a chi appunto invece non l'ha mai fatto e vuole fare cosplay da solo? Ora che siano esperti o meno, però che vogliano iniziare a farli da soli. Allora, non badate troppo a spese riguardanti lungo andare. Cioè, se volete fare una cosa e pensate che il modo migliore sia farla a basso prezzo, fatela a basso prezzo. L'importante è che voi siate soddisfatti di quello che riuscite a fare. Questo è l'importante. Senti, perché fai cosplay? Io voglio diffondere a tutti un messaggio universale. Cioè? Gioia ed amore. Delle cose belle e delle cose buone. Belle donne, belle pizze fritte, tutto quello che il sud dell'Italia può offrire. Perché fai cosplay? Perché ti fa sentire libero dal giudizio, libero da qualsiasi cosa che magari ti può opprimere nella società normale, e poi esprime anche una parte della personalità in base a quello che vai a scegliere. È una passione. La prima volta che sono andato in fiera vestito da Normie ho visto i cosplayer e mi sono innamorato, ho detto perché non dovrei pure io da nerd vestirmi in cosplay. Io invece perché mi sento me stessa, è una passione che voglio portare avanti per più tempo possibile, perché mi diverto ed è proprio una cosa che sto a cuore. Com'è essere vincitori di quasi tutte le fiere dove andate? È una bella sensazione, si sta da Dio quando vinci, anche se noi partecipiamo soprattutto per divertirci, però se vinci è una bella soddisfazione. Quello che è passato a breve morirà. Poi, vai. No, l'unica cosa è non montarsi la testa, noi non ce la siamo mai montata e siamo qua per divertirci e rendere felici le persone che ci chiedono le foto e stare quell'attimo fuggente, come lo chiamo io, della foto insieme a noi. Quindi cosa vuoi consigliare a chi non è mai stato qui al Comic Con?
Allora, consiglio innanzitutto di essere anche cortesi con i cosplayer, anche quando si tratta di fare foto, chiedete prima, anche perché potreste anche trovarli in dishabillé, quindi comportarsi bene effettivamente. E se volete fare cosplay non ci sono discriminazioni, l'importante è che vi divertite e soprattutto non uccidetevi. E solo questo, hai fatto anche altri cosplay? Ho fatto Joker in versione Heath Ledger con il camice da infermiere, Hellboy, versione femminile, e in questo momento non mi vengono in mente, lo sai? Un consiglio a chi non è mai venuto al Comic Con? Da provare, è un'esperienza da fare e nulla, non ci sono consigli particolari, vestitevi leggeri, fa caldo. Un consiglio a chi non è mai venuto al Comic Con? Beh, se volete fare un'esperienza di questo genere, penso che hai fatto una bella panoramica di tutto il Comic Con, ve la consiglio. Non vi consiglio il prezzo che Esattamente. Cosa consiglieresti a chi non è mai venuto al Comic Con? Di venire perché è una giornata di libertà, per stare insieme, per divertirci e questo. Domenica 28, ultimo giorno del Comic Con, e qui c'è anche Joaquin Phoenix. Vuoi dire qualcosa? Di visitarlo assolutamente, oltre che qua non ti giudica nessuno, appena ti vedi ti puoi vestire come vuoi, essere te stesso e non verrai mai giudicato. Per me è una delle fiere più belle d'Italia, quindi consiglio assolutamente di visitarla, quindi sì. La mia vita credo che era una commedia, invece ho scoperto che è tutt'altro. Allora, perché fai cosplay? Per divertimento. No, per costruzione, secondo me, infatti immagino anche io. Vedi quando conosci cosplayer cosa significa, vedi? Perché sai qual è la realtà dei fatti. Sì, non mi danno più le medicine, io volevo le medicine, Però è simpatico. Tu perché fai cosplay? Per divertimento, è sincero a me però. Da quanto tempo lo fai? 9 anni più o meno. Da quanto tempo lo fai? Ma un annetto. È sincero? Pochissimo. Da 1 a 10 quanto è sincero? Sotto 0. Sotto 0, perché in realtà lo fa da... Oggi. Oggi, no, esattamente. No, dimentichi Lucca. Dimentichi... È vero, lui ha fatto il cosplayer a Lucca di Mario, costretto. Sempre costretto, ok. Senti, cosa consigli a chi non è mai stato al Comic Con? Allora, di provare perché non costa nulla, è una giornata di divertimento che avvicina un po' tutti quanti, quindi fatelo un giro e non ve ne pentirete. Vabbè, oddio, non costa nulla fino a un certo senso. Allora, sì, solo il biglietto, però alla fine quello che... Non facciamo passare messaggi che è gratis comunque. No, non è gratis, si paga il biglietto, però secondo me ne vale la pena anche solo per provare una giornata. Cosa consigli a chi non è mai stato al Comic Con? Anche se volete fare cosplay, fatelo, lanciatevi. Anche se costretti? Anche se è costretti, perché anche se è costretti è una bella cosa da fare. Ok, grazie. Cosa consigli a chi non è mai stato al Comic Con? Si desse un pizzico e venisse, perché incontra veramente la realtà più variegata della natura umana. È unione, è fantasia, è colore, quindi è un momento in cui veramente si può esprimere se stessi ed è bello insomma condividere questa cosa tutti quanti insieme. Di andarci perché ci si diverte, si incontrano gli amici, si respira una bella aria, un bell'ambiente, poi se si fa cosplay tanto meglio, e quindi andate ragazzi perché è un bel mondo, un bell'ambiente. Beh, si fanno delle belle amicizie che durano a distanza, ma non solo dello stesso posto. Noi siamo siciliani, abbiamo raggruppato tanti siciliani da tutte le parti della Sicilia, da Catania a Messina, e non solo, ci siamo fatti pure amici qua a Napoli a cui vogliamo tanto bene. Chi è? Uno a caso. Uno a caso. Uno che è fighetto proprio. Cosa consigli a chi non è mai stato al Comic Con? Di venire per un'esperienza davvero mitica, per vedere personaggi della sua infanzia.
consiglio di venire un'ora dopo e di non entrare da Piazzale Tecchio, perché sennò vi distruggete, non avete più voglia di venire al Comic Con se entrate da Piazzale Tecchio. Cosa consigli a chi non ha mai fatto cosplay e a chi non è mai stato al Comic Con? Beh, chi non è mai stato al Comic Con è un folle, uno. Secondo, per iniziare a fare cosplay semplicemente non dovete pensare che vi mettete vergogna eccetera, fatelo e basta, perché poi capirete che è bello, uno, e due, comunque sia anche soddisfacente vedere i vostri lavori venire apprezzati, la prima cosa. Senti, questo è un anno speciale appunto per Dragon Ball. Infatti è proprio per questo che ho riportato questo cosplay, perché ne stavo facendo un altro e poi ho detto no, portiamo lui. Allora ragazzi, adesso intervisterò io il nostro Joker, Aka Michele Aka Fighetto. Mi raccomando, seguitelo su Instagram che lui ci tiene. Fighetto 96. Bravo, visto come si tiene. Allora, Fighetto, da quanti anni fai cosplaying? Ho iniziato esattamente nel 2016 proprio con Joker, con l'uscita del film Suicide Squad, con un Joker un po' arrangiatello, e poi da lì ho avuto il mio successo modesto, diciamo. La cosa più bella che ti è successa ai Comic Con in questi ultimi anni, un ricordo? Essere riconosciuto in realtà già dall'inizio, perché ho sempre avuto tipo con Joker all'inizio non usavo le lentine, usavo gli occhiali, e mi riconobbero al Romix, ad altre fiere anche. L'anno scorso vinsi come miglior gruppo con Animali Fantastici, a volte ancora si ricordano di me, del mio silente, da Lupin perché la polizia ferroviaria mi mette ovunque, da Spider-Man che vado negli ospedali, diciamo, essere riconosciuto è la cosa più bella, perché dico ma tu sei quello del Comic Con, sono soddisfazioni. Anche perché ho iniziato per gioco, quindi poi essere diventato poi anche una sorta di, diciamo, di lavoro è bello e gratificante. Tu l'anno scorso hai anche vinto con Silente Giovane, diciamo, Animali Fantastici. Esatto. Sì, ho vinto con Silente Giovane, che in realtà io l'ho iniziato a fare da qualche anno da solo, così senza pretese. Trovai questo gruppo di ragazzi siciliani a cui mancava il loro silente per problemi. Mi dissero se lo volevo riportare, lo riportai, ho partecipato per la prima volta alla gara, perché non l'ho mai fatto, ho sempre fatto cosplay per divertimento, per farmi foto con gli amici e con le persone. Partecipai invece a questa gara, la mia prima gara, e l'ho vinta. Bella esperienza che non dimenticherò mai. Visto ragazzi, è un mondo che ti apre tante possibilità. Provateci, mi raccomando. Allora, siamo qua con Max, Francesca. Allora, voi oggi siete qui, non siete in cosplay, giusto? No. Però avete dei cartellini che scritto? Cercasi Sugar Daddy. Ok, lei cerca Sugar Daddy, tu invece cosa cerchi? Free Kiss. Free Kiss, che sarebbe un passo, diciamo, uno step avanti del Free Hugs. Del Free Hugs, sì. Esatto. Perché fate ciò, voi, diciamo, non fate cosplay? Non siete neanche, diciamo, in persone in borghese, ma fate ciò, diciamo? Allora, non faccio cosplay perché li ho fatti gli ultimi 3 giorni e questa volta volevo un po' divertirmi e svariare. Essendo che mi sono lasciato da poco, quindi... Ci sta. Quindi, diciamo, andiamo a rimorchiare. Sì. Tu invece? Io mi sono rotta solo la parrucca, però raga, il mio personaggio è povero, anche io lo sono. Lo Sugar Daddy un Iban, sì. No, quindi cerchi lo Sugar Daddy per fare cosplay, allora, non per una cosa tua personale. Ma per tutto, va bene tutto. Se poi si aggiunge anche il cosplay. Può sempre servire uno Sugar Daddy. Certo. Senti, ma secondo te qui al Comic Con innanzitutto consigli di venire? Certo. C'è un motivo particolare? Posto. È un bellissimo posto, c'è tanta gente, anche tanto talento. E è un'esperienza. È un bell'ambiente dove puoi essere te stesso senza essere giudicato, quindi è bello. Seguiteci ragazzi, ne vedrete delle belle. Guarda lì! Ragazzi, ma siete bellissimi! Grazie mille! Ma sono stupendi, adesso li intervisteremo tutti e mi raccomando, fate sentire, voi da quale cartone venite? Astirotello! Allora, siamo qui con Lucifero, Alastor. Ragazzi, da quanto tempo fate cosplay? Da oggi. È il mio primo cosplay oggi, sì. Di norma faccio il fotografo e oggi sto provando questa nuova esperienza per divertimento. Adoro il cartone, quindi perché no? Quella che è passata morirà a breve? È quello che ha detto lui, la stessa cosa. Ah, quindi anche tu da oggi? Però non faccio il fotografo. Ma non fai il fotografo lui. Senti, in media quanto hai speso per il tuo cosplay? In media, allora, il vestito è commissionato ed è venuto circa 400. Il cappello me lo sono fatto da solo, quindi non saprei dirti una cifra. Diciamo 500 tra materiale e tutto? 500. Loot?
Charlie! È morta, poi a breve si riprende? Carmilla. Ok, stand by, riavviamo il sistema. Da quanto tempo fai cosplay? Quest'anno a questo Comic Con sono 10 anni. 10 anni! Ormai sì, madonna mia. Quanto è passato? Da passato. Cioè, la vecchiaia incombe in me. Incombe davvero. I capelli bianchi ci stanno. Capito, Raffaella? Però ti donano. Grazie, caro. Anch'io come lei, 9. C'è i capelli gialli però. No, niente, sono più giovane. Ma si è proprio rotto, si è rotta, cioè pure mezza bocca aperta è rimasta. Cioè, Da 5 anni, dal 2018. adesso c'ho gli occhi da fuori, allora. Perfino le ciglia da fuori. Sì, sì. In media quanto hai speso per il tuo cosplay? La parrucca poco, in realtà tutto il vestito sono intorno a una cinquantina d'euro, non di più, fra scarpe, vestito e parrucca. Il casco è quello che è costato un pochino di più, di materiali siamo intorno ai 50, massimo 70 euro, quindi intorno, sì, un poco meno di 200. Io credo sui 250 in totale. Ti vedo interessato, dica. Mi dica. Chi sei? Sono Adamo di Asbin Hotel. Quanto hai speso in media per il tuo cosplay? Allora, il vestito è stato fatto interamente dalla mia ragazza, la chitarra... Come scroccare, diciamo? Sì. Anche la parrucca. Ecco. La chitarra sui 130 e le ali sui 250 più o meno. Ma giusto per curiosità, la tua ragazza l'hai conosciuta a qualche fiera? No, tramite amici, però adesso è qui con me, infatti è quello lì. Grazie. Grazie mille. No, quello si scioglie, cioè vabbè, non me lo sui 130 circa. Il vocino che ho, bello. Vabbè, ormai... Non molto, penso sulla 30-40 euro tutto, compreso parrucca, scarpe, tutto. Dici ciao. Ciao. Gliel'abbiamo regalato il cosplay. Come? Gliel'abbiamo regalato il compleanno il cosplay. Esatto. Ma che scroccone, come invece non parlo perché è una scroccone. Ragazzi, cosa consigliate a chi non è mai stato al Comic Con? Di venirci. È la fiera migliore d'Italia. Assolutamente, a mani basse. Di prepararsi a camminare tanto e sopportare bene il sole. Effettivamente insieme a Lucca una delle fiere più belle d'Italia e anche solo per il cibo ne vale la pena. È l'unica fiera dove si mangia decentemente. Soprattutto per il cibo lui. È l'unica fiera dove si mangia decentemente. Tu da quanto tempo fai cosplay? Io sono 2 anni. Ecco, vedi, qualcuno che fa da 2 anni l'abbiamo trovato. No, loro tutti e due oggi hanno detto. Quindi... Sì, loro sono il primo cosplay. Cioè, cosa consigli a chi non ha mai fatto cosplay? Di divertirsi, questa è la cosa principale. Se vi divertite non è importante che la parrucca non è perfetta, che il vostro cosplay è un po' arrangiato. Se vi divertite il cosplay è perfetto. Ragazzi, voi? Di avere delle amiche che vi sappiano truccare e altre che vi facciano la parrucca e il bastone. Lo stesso. Il cappello sono riuscito a farmelo da solo, il resto mi devo affidare. Ragazzi, cosa consigliate a chi non è mai stato al Comic Con? Portate cosplay freschi, non troppo caldi e preparatevi anche delle scarpe di ricambio. Davvero le scarpe di ricambio, sì. E soprattutto portatevi i soldi perché qua il cibo è buono, non portatevi i panini da casa perché tanto non servono. La pizza a portafoglio. Fammi contento, dici ciao. Tu ha riso, fammi contento. Dici qualcosa. Dici qualcosa. Senti, ma visto che tu sei la mia Harley, ma secondo te ci sono cosplay di gruppo o di coppia qua? Certo, ne possiamo trovare quanti ne vuoi. Andiamo a vedere? Io voglio vedere, però io voglio anche chiedere una cosa a loro, ma secondo te si rimorchia in cosplay? Domande piccanti. Non vedo l'ora di sentire le risposte. Vediamo un E po', voi? vediamo un Andiamo. Senti, ma quindi si rimorchia in cosplay? Cosa? Si rimorchia quindi in cosplay? Non lo so, io ho rimorchiato lui con il mio cosplay. Hai visto? Cosplay, quindi sì. Si rimorchia in cosplay? Tantissimo, però non dirlo a Si lei. rimorchia con un altro cosplay. Quindi... Ok ragazzi, grazie. Senti, domanda un po' piccante, ma si rimorchia in cosplay? Abbastanza. Da 1 a 10? 7. Quanto hai rimorchiato in questi 4 giorni? In questi 4 giorni un bel po' di contatti. Si rimorchia in cosplay? Beh, diciamo che dipende dalla tua portata. Esatto.
Mr. Stark si rimorchia in cosplay? Ci sarebbero dubbi, io dico ci sarebbero dubbi che si rimorchia in cosplay. Cioè, stai parlando di Sebby Stark, va. Non lo so se ci sarebbero dubbi. In cosplay, quindi non è un problema per lui. Tu fai vedere un attimo come fai quando dopo che hanno fatto le foto con te? Tieni, questo è il mio contatto Instagram, mi puoi chiamare. Questo è il modo di rimorchiare pure. Si rimorchia in cosplay? Beh, lo stai chiedendo a Steve Rogers, quindi è diametralmente opposto proprio a Sebby Stark. Però diciamo che c'è una certa visibilità. Rimorchia in cosplay? Sì. Quanto? Non è vero. Senti, in conclusione vogliamo salutarci con una Kamehameha o una sfera Genkidama? La Kamehameha, la Genkidama siamo troppi pochi, sarebbe debole. È debole. Vai, allora, sì. allora falla da solo, siamo pronti, io vi saluto, vai. Allora, domanda un po' piccante. Si rimorchia in cosplay? Sì. Quanto da 1 a 10? Parecchio. Parecchio. No, quasi 10, quasi 10. Hai mai avuto una crush in cosplay? Beh sì, ovvio. no. Chi non ce l'ha, chi non ce l'ha. Una storia d'amore con qualche cosplayer? Sì. È durata? Sì. C'è ancora? Attuale? Sì. Da quanto tempo? No, non da tantissimo, però perché è quella più recente, diciamo. Ci sono fidanzati storici cosplayer per questo? Sì, ci sono stati. Io sono fidanzata al di fuori del cos, cioè con lui. Con quello lì. Con Lucifero. Il fotografo? Sì, il fotografo. Il fotografo, ok. Sì, però prima non faceva foto. Le ho fatto fare io le foto. Cioè, mi hanno regalato a me una macchietta fotografica, lui se n'è impossessata praticamente. È diventato fotografo. Cioè, gli hai regalato tu il lavoro, diciamo. Volevo farlo io, ma poi ha deciso lui di prendersi la mia macchinetta. Lei secondo me rimorchia più di tutti, sono sicuro. No, io giro con il mio ragazzo e lui il mio ragazzo. Loro sono quelle che rimorchiano di più, lo dico io. Non lo dicono perché stanno i ragazzi davanti, per questo. Oddio, si rimorchia il giusto, diciamo che non è un posto per rimorchiare, però c'è che si diverte. Non è l'intento principale rimorchiare, però funziona. Funziona? Con questo ha funzionato. Ah, vedi? Con questo ha funzionato. Una cena, un caffè, è uscito. Hai mai avuto crash qui? Purtroppo sì, perché ve la faccio un po'. Purtroppo sì. Tu? Io sì. Purtroppo per fortuna, che l'hai detto purtroppo. Purtroppo anche tu. Quindi è il male nel bene, il bene nel male, diciamo. Esattamente, sì. Ok, grazie ragazzi. Senti, una domanda che io secondo me devo fare. Ma si rimorchia in cosplay? Ma c'è il più 18? Posso... Dici, però modera. Modera, vabbè. Nel 2018 non vi dico che la caccia fatta che vestita a Gesù. E con questa concludiamo. Ok, grazie mille Batman. Grazie mille, grazie. E avviamo il sistema. Vabbè, ci possiamo fermare. Ma parla! Rifacciamo. Un carissimo saluto a tutti voi. Vi aspetto e vi ringrazio. Ciao.